Va ora in onda Regioniamoci Sopra. Conduce Giuliano Zulin. Buongiorno amici di Radio Libertà, siamo qui a Regioniamoci Sopra con voi Giuliano Zulin, come sempre a parlare dei temi più cari a noi, ovvero l'autonomia, il federalismo, ovvero quelle riforme, solo quelle riforme che possono cambiare la struttura dello Stato e quindi migliorare i servizi offerti dallo Stato stesso ai cittadini. Uno Stato più vicino alle persone a livello decisionale e meno, come dire, considerato non dico un nemico, ma un qualcosa di opprimente, magari che ti blocca e soprattutto certamente non un amico. La cosa che però vorrei introdurre oggi è un qualcosa di singolarmente tragicomico, nel senso che sabato scorso c'è stata una grande manifestazione a Roma organizzata da, come dire, Michele Serra su Repubblica per radunare tutti quelli che non si capisce bene se amano l'Europa ma non amano la guerra, oppure amano l'Europa e amano la guerra, amano l'Ucraina e amano l'Europa, non amano gli Stati Uniti, cioè insomma un po' di confusione. L'unica cosa che abbiamo notato comunque dalle immagini della piazza di Roma e comunque magari anche di altre manifestazioni che ci sono in giro in questi momenti, ore organizzate da diciamo partiti e sindacati, movimenti di centrosinistra, è vedere la bandiera della UE, l'Unione Europea, indossata da molti esponenti. Come dire, adesso la risposta a tutta questa instabilità mondiale è rifugiarsi dentro la UE. E Michele Serra, che è stato, come dire, l'ideatore di questo movimento nuovo, in poche parole ha ritirato fuori e inneggiato al manifesto di Ventotene, che è stato scritto da Altiero Spinelli nel 1944 a Ventotene, isola dove lui era confinato in quanto non certamente allineato con gli ideali fascisti, e un manifesto che in sé per sé chiaramente non è che può essere una Bibbia, più che altro perché dice che la proprietà privata va abolita e confiscata, quindi diciamo che partiamo già male, no, con questa teoria. Quindi non è che può diventare, cioè che in confronto il manifesto del Partito Comunista, non a caso si chiama riecheggia un po' il manifesto del Partito Comunista, no? Ma detto questo, poniamo il fatto che ci dimentichiamo e non leggiamo quelle righe lì, c'è l'aspetto, l'analisi di Spinelli, considerato il padre, no, dell'europeismo, il quale parla di federalismo. Lo stesso Michele Serra ha parlato di federalismo. Altri esponenti, che sono andati in piazza sabato, hanno ritirato fuori questa parola federalismo che, diciamola tutta, noi finora l'avevamo sentita solo dalle parole di Umberto Bossi e poi portata avanti da chi ha proseguito l'agone, la battaglia politica ideata, inventata tra virgolette da Umberto Bossi. Ora, effettivamente in tutta Europa i movimenti autonomisti e federalisti sono principalmente movimenti legati alla sinistra, no? Lo vediamo anche in Spagna, dove addirittura l'autonomismo, secessionismo e indipendentismo catalano è spinto molto da persone non solo di sinistra, ma in certi casi di estrema sinistra. Ora, a parte che chi se ne frega destra e sinistra, la questione è questa, che 30-40 anni fa, quando Bossi parlò di federalismo, venne visto come il male assoluto, no? Quando Bossi parlava di
per primo, cioè, o per primo, o comunque, insomma, portava avanti l'ideale di creare una Europa dei popoli, no? E veniva visto come un usurpatore, un bestemmiatore, no? Nel tempio della politica italiana. Adesso, dopo 40 anni dalle prime 40-30 anni dalle prime, come dire, indicazioni politiche di Umberto Bossi, siamo qui con dei maître-à-penser di sinistra a dirci che bisogna pensare in maniera federalista a livello europeo. Tra l'altro, diciamola tutta, non dicono però come si arriva al federalismo, perché il federalismo è un po' chiaramente l'unione di, possiamo dire, sovranità, di autonomie, di popoli che si mettono insieme, ognuno un po' è un concetto molto largo, no? Il federalismo non è una roba, come dire, ben definita. Ognuno la vede come vuole. Gli Stati Uniti sono uno Stato federale, cioè sono un insieme di Stati, appunto Stati Uniti, che erano una confederazione e poi diventano una federazione. Negli Stati Uniti ci sono dei punti cardine comune che sono aumentati, il potere, chiamiamolo così, centrale dell'amministrazione di Washington è aumentato sempre di più negli anni. L'FBI per esempio esiste da un secolo circa, nemmeno un secolo circa, e non esisteva fino, non so, 100 anni fa non esisteva l'FBI, e proprio perché nel tempo il potere centrale ha, tra virgolette, elevato potere ai vari singoli stati, che però mantengono chiaramente cioè, basti pensare che in alcuni stati c'è la pena di morte e in altri no, che non è una cosa di poco conto, anzi, come dire, decidere della vita di una persona mi sembra il potere più enorme che possa esserci. Ma detto questo, tornando al discorso europeo, cioè Umberto Bossi aveva l'idea abbastanza chiara, lui diceva ragazzi qua gli stati nazionali, ma non solo Umberto Bossi, un po' tutto, diciamo, un certo entourage leghista degli anni 90 sosteneva che effettivamente gli stati nazione che fino alla guerra fredda erano stati, non dico congelati, ma quasi, perché chiaramente c'era un altro obiettivo, ovvero a parte che l'Europa era divisa in due e quindi non c'era certamente la possibilità che nascesse una identità europea, e anche non si poteva nemmeno pensare di discutere di un mondo, chiamiamolo così, di un'Europa, una sorta di Stati Uniti d'Europa, no? Ma soprattutto dopo cioè, il fatto di creare un'Europa come quella che conosciamo noi, che da semplice comunità di interessi, dove chiaramente ogni Stato nazionale diceva guarda, io arrivo fino a lì, però se mi metto insieme ad altri, nel senso che condividiamo, che ne so, mercati o altri strumenti, possiamo addirittura migliorare il nostro Stato, cioè era un allungamento delle possibilità dello Stato nazionale. La comunità economica europea si chiama appunto comunità economica, non era niente di più. A un certo momento venne abbattuto questo concetto e nacque il concetto di Unione Europea, che nessuno ha capito cosa fosse. Unione di che? Alla fine abbiamo capito che si è creato uno Stato sopra lo Stato. C'è un doppio Stato che a volte va in conflitto e a volte no. Allora, chiaramente il tema è cosa facciamo? Come cambiare questa situazione che porta da una parte gli Stati nazionali a essere imbrigliati non perché siano degli idioti, ma imbrigliati da delle regole che comunque gli Stati stessi avallano, ci mancherebbe altro, non c'è nessuno che viene dall'alto a inventare regole. Comunque diciamo che questi stati vengono un po' imbrigliati, dall'altra parte però gli stessi stati, tra veti, controveti, poteri, contropoteri, cosa fanno? Impediscono a una struttura europea di essere
di prendere delle decisioni rapide, agili, flessibili e con un interesse comune, per cui alla fine è tutto un insieme di accrocchi di stati che un giorno sono i volenterosi, un giorno sono i frugali, gli diamo dei nomi particolari, poi alla fine non si capisce, nel senso non si capisce che decisioni si prendono, a volte invece se ne prendono di decisioni incredibili, che non si sa poi cosa portano, poi si fanno delle marce indietro, insomma si perde il gran tempo e intanto si supera tutto il resto del mondo. E questo proprio deriva dal fatto che la struttura dell'Unione Europea non è più al passo con i tempi. Così come noi diciamo sempre la struttura, l'architrave, l'architettura italiana non è più al passo con i tempi, proprio in virtù della necessità di essere agili e veloci nelle decisioni e nel rispetto della spesa, l'Unione Europea ha dato un occhio alla spesa e ha sempre, come dire, pacchettato chi sforava magari di €1 i conti pubblici di qualche percentuale, però non ha mai messo €1 a favore, no, degli singoli stati che, o comunque della singola popolazione che potesse magari, pensiamo per esempio al Green Deal, al di là che sia giusto o sbagliato il Green Deal, chi ha messo i soldi per avviare questa transizione dovrebbero i cittadini e in qualche maniera a volte gli stati nazionali, che però c'è chi ne ha di più, chi ne ha di meno. Vediamo la Germania in queste ore che sta votando un aumento del debito che potrà arrivare fino a 900 miliardi di euro. Noi però certamente come Stato italiano non possiamo fare altri 900 miliardi di debito per le armi o per qualsiasi altra cosa, in quanto nessuno comprerebbe più i titoli di Stato, di conseguenza lo Stato italiano non avrebbe i soldi per pagare le pensioni e la sanità, quindi insomma diciamo che, e quindi arrivando a chiudere questo concetto, quando si parla di federalismo bisogna innanzitutto puntare su una cosa: chi mette i soldi, chi paga e chi ricassa e come incassa, perché quindi alla fine è inutile che diciamo usiamo una parola tanto per trovare un nuovo sol dell'avvenire, chiamiamolo così, alla maniera quasi socialisteggiante, senza poi metterci dentro un qualcosa. Umberto Bossi parlava di Europa dei popoli, quasi di fine degli stati nazionali, con la creazione di un nuovo ordine, un nuovo sistema. Aveva ragione, aveva torto, non lo sappiamo. Certo che però adesso, alla distanza di 30 anni, sentirsi dire da chi non vuole l'autonomia in Italia, cioè perché facciamo anche l'Italia dei popoli, no? Non è che si fa solo l'Europa dei popoli. E facciamo l'Italia dei popoli, l'Europa dei popoli con piccole comunità che poi possono essere rappresentate da uno Stato democratico, non certo da gente che è nominata da segreterie varie, che possa, chiamiamolo così, determinare le sorti positive e le decisioni più vicine ai cittadini, no, che ci possono essere. È questo il percorso? Non lo sa nessuno, ci mancherebbe, saranno appunto i popoli e la gente a decidere, non certo un giornale o un politico. Detto questo, parlare di federalismo a livello europeo e dire no all'autonomia in Italia, ma soprattutto per 30 anni aver di fatto condannato questa idea di federalismo come divisiva, come egoistica, come quello che abbiamo tutti sentito in questi anni, e adesso riproporlo, beh insomma francamente mi fa un po' ridere. Questi ultimi minuti insieme abbiamo parlato di federalismo, di questa nuova parola che viene usata adesso da un certo mondo di sinistra, che però per adesso non abbiamo capito cosa vogliono rappresentare, e invece noi sappiamo benissimo cosa vogliamo rappresentare con la parola federalismo, ovvero un netto, delle regole, banali regole che possano determinare chi fa cosa, lo diciamo sempre qui, ragioniamoci sopra, chi fa cosa con quali soldi, con quali risorse. Uno di questi, chiamiamoli così, regole nuove di questo federalismo
è in pratica contenuto dentro il PNRR. L'abbiamo detto tante volte e adesso possiamo aprire il countdown. Manca un anno circa all'attuazione di uno degli obiettivi finali del PNRR, che in teoria sappiamo tutti dovrebbe concludersi a livello di riforme, poi vedremo in teoria anche a livello di cantieri, dovrebbe concludersi nel 2026. Cioè siamo arrivati ormai a un anno dalla scadenza e dentro questo anno bisogna completare l'attuazione del federalismo fiscale. Facciamo una piccola premessa. Nel 2009 il governo Berlusconi giustamente aveva portato avanti una riforma, chiamiamola così, fiscale, appunto tributaria, dei vari poteri e risorse degli enti locali, regioni e comuni. Per quanto riguarda i comuni si è andato avanti, diciamo, dando la possibilità però ai noi soltanto di tassare un po' di più, no? Quindi magari un po' meno responsabilità, un po' più potere di tassare, che ok, certo che ogni comune è libero di fare quello che gli pare, ci mancherebbe altro, all'interno di una cornice ovviamente istituzionale complessiva. Detto questo, se il federalismo è solo mettere nuove tasse, allora forse qualcuno ha sbagliato parola. Detto questo, comunque sia, andando sul tema regioni, siamo rimasti a un qualcosa di incompleto, incompiuto e un po' deprimente, per non dire altro, nel senso che le regioni avrebbero in teoria sulla carta dei tributi certi che arrivano da una compartecipazione ai tributi, cioè si parla dell'IVA, si parla del bollo regionale, c'è anche il tema IRAP, anche se l'IRAP è stata di fatto praticamente smantellata. Non che adesso uno pianga perché non c'è più l'IRAP, ci mancherebbe altro. Però è ovvio che se io dico ok, allora tu avrai come pilastro del tuo bilancio l'IRAP e poi però io faccio centrale te la tolgo, bisogna un po' rivedere il tutto, no? Giustamente, anche perché i servizi che offre la regione, come può essere in primis la sanità, ma anche il trasporto pubblico locale, che a volte ci si lamenta che i treni non ci sono sport brutti e cattivi, ecco, bisogna ovviamente dare i soldi ai territori. In questo caso bisogna appunto attuare quello che nel 2009 dicevamo Calderoli scrisse, ancora Calderoli, e che poi quando arrivò Mario Monti, che era diciamo la legge Calderoli era un po' una riorganizzazione, no, del sistema proprio tributario tra i vari livelli, Stato centrale e amministrazioni locali. Considerate che è proprio l'Europa, come quando si dice, ce lo chiede l'Europa, no? Che spinge molto su questa, chiamiamola, quelli che hanno studiato parlano di sussidiarietà, ovvero che la spesa pubblica sia vicina ai territori e ai cittadini. Manca un anno e adesso vediamo che, anzi scusate, manca un anno e in teoria non dovrebbero esserci problemi su questo fronte, non peraltro perché il PD e il Movimento 5 Stelle votarono nel 2020, poi anche 2021 e 2022 a più riprese, anzi scrissero, presentarono perché erano al governo nel 2020 il PNRR prima versione, poi rivisto e corretto da Mario Draghi, che però era sostenuto sempre da PD e M5S, non è che adesso erano andati in soffitta. A quel punto lì adesso noi diciamo, non avete voluto l'autonomia, avete fatto il diavolo a 4 contro l'autonomia, benissimo, almeno allora facciamo così, visto che tanto noi sappiamo che la legge sull'autonomia differenziata, dopo i vari interventi della Corte Costituzionale e dopo a noi la scarsa volontà di alcuni partiti o alcuni esponenti di certi partiti che vediamo anche nella stessa maggioranza di governo, nel portare avanti un qualcosa che è scritto nella Costituzione, l'abbiamo detto 100.000 volte, è stato approvato dai cittadini con 2 referendum, quindi a livello popolare è piaciuta, poi adesso invece il centro-sinistra dice no, bisogna rivedere tutto, rifare la Costituzione così perdiamo altro tempo. Vabbè, allora facciamo così, in attesa di
decidere le funzioni da girare alle singole regioni. In attesa di ciò portiamo a casa almeno questo federalismo, almeno siccome ci sarà una rata del PNRR che penso sia legata all'attuazione del federalismo fiscale, no? Abbiamo un anno di tempo, ce la faremo a fare questo e a rispettare, diciamo, un diktat, per dirla male, o comunque un compito a casa che viene da Bruxelles, o non ce la faremo neanche qua perché qualcuno dirà che vogliono sfasciare l'Italia? Perché stavolta non possono più dirlo, in quanto sono stati loro quelli che gridano sempre allo sfascia Italia, l'Italia, immaginiamo, no? L'Italia tagliata in due dalle forbici, che non si sa di chi siano quelle forbici di Boo, queste robe qua. Adesso cosa facciamo? Diremo no al federalismo fiscale? Cioè, in teoria io mi aspetto che tutto il Parlamento, magari ecco, potrei capire, guarda, il no di Fratelli d'Italia, paradossalmente, perché non partecipo mai all'attuazione del federalismo e del PNRR, quindi anche del federalismo fiscale, no? Per cui mi immagino che non ci siano dei problemi per quanto riguarda il voto e l'ok al federalismo fiscale. Il federalismo fiscale, bisogna dire la verità, potrebbe essere veramente stavolta il grimaldello per poi attuare finalmente l'autonomia differenziata. Non si è voluta farla in maniera civile, legale, parlamentare, ma potrebbe essere fatta a colpi a colpi di federalismo, diciamo a tutta, no? In modo da arrivare a chiamiamolo così, a far trovare il piatto, la tavola già pronta, no? Per chi poi voglia attuare l'autonomia differenziata, trasferire delle funzioni, non più delle materie come dice la consulta, che di fatto la consulta, ragazzi, ha deciso lei la riforma riscrivendo la Costituzione, però insomma se loro sono i garanti della Costituzione noi certamente non possiamo dire niente, che cosa possiamo fare? Possiamo solo seguire questo ambito qua. Però ecco, il federalismo fiscale può essere veramente la chiave per arrivare all'autonomia, il percorso accelerato per farcela. Consideriamo che, ripetiamo, manca un anno, dentro l'attuazione del federalismo fiscale si prevede anche la determinazione dei famosi LEP, quindi in teoria ci siamo, certo, dobbiamo aspettare un altro anno, e vabbè, abbiamo aspettato una vita, aspettiamo un altro anno. Però ecco, l'unica cosa che a me piacerebbe vedere è che ci sia tutto il Parlamento che porta avanti questo federalismo fiscale, che fissi chi prende cosa, chi incassa, chi paga, chi è responsabile di determinate spese, perché altrimenti veramente non se ne può più di mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini e delle parole date ai cittadini. E non mi riferisco certo al centrodestra. Detto questo, vi auguro una buona settimana. Da Giuliano Zunini, ragioniamoci sopra qui su Radio Libertà, come sempre buona autonomia a tutti, ciao! Avete ascoltato Regioniamo